Faccio una bella foto, mettici in prima vista nel giornale. Vieni noi, vieni! Io con Seguito lo conosco da quando ero piccolo, ha 92 anni e è l'agricoltore più potente di zona. Dà un esempio a tutti i giovani di Guasila, è un esempio. E se renda go per colpa dei sistemi sbagliati che ci sono. Bisogna ammirare questa gente così che ci dà l'esempio per andare avanti. Cosa passa? Sapete da raccontare? Buone, l'ho assaggiato anch'io. L'hai assaggiato? Certo. Vai a consiglio. Prendo io? Vai, Non è roba sarda. Che cos'è? la bara dove? È arrivata anche la ricotta sarda, eh? Possibile. Quanto si rasoia? Ma che rasoia? Sì. Ok ragazzi. Forza innanzi, si dice. Ma quello sì, è quello che viene da fuori che non Io lo assaggio. Eccezionale, prodotto sardo. In uscita dalla Sardegna. Questa è la ricotta. Buonissima. stiamo facendo uno sciopero singhiozzo noi. Passano 10 macchine, poi si fermano, ricominciano a bloccare e poi ripassiamo. Alla fine lo sciopero non c'è. Siamo qui con un coordinamento con altre regioni d'Italia, rivendichiamo dignità per il mondo delle campagne. Abbiamo presentato una piattaforma che chiede anche il cambiamento e la revisione delle politiche agricole comunitarie, soprattutto anche nel Green Deal, perché pensiamo che bisogna produrre, pensiamo che non sia imparato niente dal post-Covid e dalla guerra in Ucraina. Crediamo che bisogna produrre in Italia quello che serve al nostro popolo, ci battiamo per la sovranità alimentare. Basta dirlo, ciao, stiamo facendo 100 scegli. Perché non ci mettete dentro una felpa? Siamo incazzati neri contro la politica argela, contro l'Europa, perché ci sta discriminando, il nostro mestiere non vale più nulla. Io sono qui aspettando un politico che venga a dirci delle cose, a darci delle risposte. Quindi aspettiamo, non tardare che sono cazzi duri. Se no andiamo noi, Questa noi da bellissima loro. felpa Jack Daniels. Ma poi prendiamo la strada. Mi piace bere qualcosa, Molto ma mi bella. piace anche divertirmi e lavorare. Grande. Ma dove sono? Quelli che vengono a romperci le scatole in azienda, dove cavolo sono? Noi ci lamentiamo sempre degli allevatori, ma loro non fanno parte del comparto. Gli industriali, dove cavolo sono? I commercianti dei mangimi, dove cavolo sono? I macellatori, dove sono? Dove sono? Speriamo ci rendano conto che se noi ci fermiamo, loro si fermano prima di noi. Nessuno incazzato? Non sono io. Far valere il nostro sudore e dei nostri avi e dei nostri futuri, quello che serve. Buongiorno. E cosa dobbiamo dire? Il problema, il nostro lavoro è poco pagato. Quasi niente. Però c'è gente che ci guadagna. I politici. È così. L'agricoltura sta andando in fallimento, quello che ci
costi di produzione sono più di quello che ci danno quando produciamo. Tutto lì. Ci pagavano il nostro prodotto per il prezzo che valeva, anche se non ci davano gli incentivi. E non ce lo pagano perché arrivano a nave dal Canada e abbassa il prezzo di mercato. Il nostro grano buono rimane a un prezzo tracciato che non ci costa, non ci copre neanche i costi di produzione. Messo in concorrenza con quella porcheria che doveva essere vietata a farcela mangiare, invece la stiamo mangiando noi, il popolo italiano sta mangiando quella porcheria. Sono le 6 di sera, la protesta continua, rimarranno qui tutta la notte e anche domani.